I dati elaborati da Confcommercio e illustrati oggi alla Lamezia Terme sono agghiaccianti. La regione continua a perdere abitanti e a crescere il fatturato dell''ndrangheta. Il 33% delle imprese calabresi ha avuto esperienze con la criminalità. Il Consiglio dei Ministri ha emesso il decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Delia Nuova, il cui sindaco è stato coinvolto nell'operazione Iris. Nonostante le rassicurazioni, i dipendenti della biblioteca civica sono senza stipendio da 3 mesi. L'appello alla politica: la struttura è abbandonata, molti testi storici sono a rischio. È di 10.000 euro il bottino di una rapina ai danni della casa di cura San Bartolo a Mendicino, in provincia di Cosenza. 2 persone con volto coperto e armati di pistola si sono introdotti nella struttura facendosi consegnare il contenuto della cassaforte. Indagano i carabinieri. Brutta avventura per i passeggeri del treno che collega la stazione di Paola a Cosenza, rimasti 50 minuti fermi nel convoglio nei pressi della Galleria Santo Marco per la presenza di un estintore sui binari. La dea bendata Baciarende, nella cittadina alle porte di Cosenza, ha vinti 250.000 euro con una giocata da 3 euro, è una delle vincite più alte del 2018 in Italia al 10 e l'8. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di legalità, perché i dati elaborati da Confcommercio, illustrati proprio quest'oggi alla Lamezia Terme, sono davvero agghiaccianti. La nostra regione continua a perdere abitanti, a crescere il fatturato dell''ndrangheta. Ben il 33% delle imprese calabresi ha avuto esperienze con la criminalità organizzata. Un'occasione per analizzare dal punto di vista economico l'evoluzione dei fenomeni criminali anche su base regionale. Con questo scopo si è svolta a Lamezia la 6ª edizione della giornata di Confcommercio Legalità mi piace, nella sala polifunzionale dell'Istituto Professionale Luigi Einaudi. Davanti a tantissimi studenti e autorità del territorio si è affrontata una tematica assai scottante, ma sempre attuale, che è quella della corruzione e dell'illegalità. Si è scelto Lamezia perché è un territorio complesso e oltre alla crisi che vivono le imprese, perché è una crisi endemica, le imprese calabresi vivono questa crisi con grande sofferenza, vi è purtroppo anche un sistema ancora più disagiato e sofferente per l'oppressione della criminalità organizzata. Dopo l'introduzione della dirigente scolastica Rossana Costantino, l'esponente della Confederazione delle Imprese ha snocciolato dati alla mano i numeri preoccupanti del fenomeno alle nostre latitudini. In Calabria, riguardo l'esperienza di criminalità, registrano un 10% in più rispetto ai dati nazionali, cioè l'esperienza della criminalità, o meglio delle persone che hanno avuto delle intimidazioni in Calabria è superiore di quasi 10 punti percentuali rispetto il trend nazionale. Invece abbiamo verificato che quasi per il 99% di quelli che hanno risposto al sondaggio di Confcommercio, quasi il 99% andrebbe per un inasprimento delle pene. Fra le autorità presenti anche il procuratore di Lamezia Terme Salvatore Curcio, che si è soffermato sulla situazione che riguarda il territorio lametino, che ha bisogno di una presa di coscienza da parte di tutti per contrastare la metodologia mafiosa. Va bene sicuramente protestare, manifestare in piazza, tutto quello che vogliamo. Quello che è importante però è scegliere bene da che parte stare, impegnarsi in prima persona, non trascurando di sporcarsi le mani in quella che sembra essere una battaglia senza fine, ed essere coerente tra i principi che si vanno propugnando e i comportamenti personali e collettivi che poi vengono posti in essere. Mentre il sostituto procuratore di Catanzaro Camillo Falvo ha chiarito quanto sia deleteria l'ingerenza del malaffare per il territorio calabrese, che pone la regione ai gradini più bassi delle classifiche di crimini e usure. Lamezia purtroppo negli ultimi anni è salita alla ribalta, anche perché per fortuna
settimana sono state sgominate un po' tutte le i vecchi clan criminali. È importante che questo incontro si faccia a Lamezia anche per questo. Non è mancato anche il pensiero del commissario prefettizio del comune Francesco Alecci, che circa un anno fa è stato chiamato alla guida dell'ente. Missione straordinaria chiamata qui ad amministrare il comune si insediò un anno fa esattamente, il 27 novembre dell'anno 2017, e cioè capimmo subito che era una situazione molto difficile per problemi esterni e per problemi interni al comune. Stiamo lavorando all'esterno e all'interno, stiamo cercando di realizzare quello che la gente desidera e quello che le leggi impongono. Un anno fa, allo scioglimento del comune di Lamezia Terme, lo abbiamo sentito, il Consiglio dei Ministri ha emesso invece oggi il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Delianuova, il cui sindaco è stato coinvolto nell'operazione denominata Iris. La notizia era nell'aria da tempo, ieri è arrivata l'ufficializzazione dopo la riunione del Consiglio dei Ministri. Il comune di Delianuova è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. A conclusione di accertamenti dai quali sono emerse forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti e ne hanno compromesso il buon andamento, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Salvini, l'organo governativo ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Delianuova. Per la DDA di Reggio Calabria non c'è dubbio, l'allora vice sindaco del comune, che poi diverrà primo cittadino e consigliere della città metropolitana di Reggio Calabria, Franco Rossi, era il referente politico, scrivono i magistrati della Procura dello Stretto, della Cos Calvaro in seno al comune di Delianuova. Eletto con i voti della mafia e collocato nella carica pubblica dall''ndrangheta per farne i loro interessi. A Rossi quindi è stato contestato la partecipazione alla cosca di Sinopoli e non un ruolo di concorrente esterno. Una presunta compartecipazione scovata grazie alle numerose intercettazioni captate all'interno della casetta, dove in processione sfilavano mafiosi e referenti della provincia reggina. Le cimici dell'arma infatti hanno documentato continue riunioni mascherate da pranzi e cene definite in gergo mangiate. Non può non colpire che un uomo che svolgeva funzione pubblica partecipasse a riunioni di 'ndrangheta coi vertici della cosca e parlasse e si esprimesse con il medesimo linguaggio. Parliamo adesso della biblioteca civica di Cosenza, perché ci sono stipendi arretrati, carenza di personale, preziosi libri a rischio. Il presidio di cultura e memoria cosentina attraversa da anni una grave crisi. I dipendenti sono in difficoltà, lamentano la disattenzione della politica e temono per il futuro di una struttura che conserva davvero dei tesori del valore inestimabile. Gianluca Pasqua. Nella sala lettura della Biblioteca Civica di Cosenza si respira il solito profumo di pulito e libri, ma sono lontani i tempi in cui le scrivanie brulicavano di studiosi e studenti. Negli anni 80 e 90, periodi di massimo splendore, qui lavoravano una ventina di persone. Adesso sono solo 4, oggi 3 perché una dipendente è in malattia. Pochi per una struttura del genere, eppure, nonostante i costi di gestione siano ridotti all'osso, gli impiegati avanzano 3 stipendi. Ciascuno di noi è un monoreddito e quindi dobbiamo pur far campare la famiglia. E ovviamente ci sono tanti altri problemi annessi che si sono evidenziati in questo frangente di tempo, primo fra tutti la mancanza di volontà di risolvere il problema una volta per tutti. Poi ovviamente la digitalizzazione, anche il discorso informatico e quindi delle nuove tecnologie ha dato il colpo mortale. Abbiamo aperto con il problema più concreto, materiale, quello che da anni ormai non fa dormire sonni tranquilli ai dipendenti, ma la biblioteca civica soffre di altri mali, conseguenza di una mancanza di attenzione che rischia di dilapidare un patrimonio culturale di memoria. Stiamo parlando di una memoria storica all'interno della quale è racchiusa tutta la memoria cosentina, quindi per farla in breve, qualsiasi persona che viene da fuori deve studiare sulla cultura cosentina, deve per forza di cose venire in biblioteca e attingere alla nostra memoria, perché noi non abbiamo solamente i libri, noi abbiamo pergamene, abbiamo manoscritti, abbiamo coralli miniati e addirittura abbiamo degli incunaboli, quindi delle unicità che ovviamente sono racchiuse solamente in questo istituto culturale. E il futuro?
I dipendenti che abbiamo incontrato, al massimo tra 5 anni, salvo modifiche alle norme previdenziali che potrebbero addirittura abbreviare questo lasso di tempo, andranno in pensione. E poi? Non solo si è svuotata, si svuoterà, ma io penso che andrà a finire forse in mani poco convincenti. Parliamo adesso di cronaca, perché di 10.000 euro il bottino di una rapina avvenuta ai danni della casa di cura San Bartolo a Mendicino in provincia di Cosenza. 2 persone con il volto coperto e armati di pistola si sono introdotti nella struttura facendosi consegnare il contenuto della cassaforte, indagano i carabinieri. Quando la nostra troupe giunge alla clinica San Bartolo a Mendicino in provincia di Cosenza, i militari hanno appena lasciato la struttura, hanno lavorato per ore ascoltando testimoni e cercando di trovare qualche prova che possa inchiodare le 2 persone che nella tarda mattinata di oggi, con il volto travisato e armati di pistola, hanno compiuto una rapina ai danni della casa di cura privata. Hanno portato via denaro in contante per circa 10.000 euro per poi far perdere le proprie tracce fuggendo a bordo di un'auto abbandonata poco distante dal luogo della rapina e ritrovata dai carabinieri. Hanno scelto l'orario delle visite dei parenti, forse per mimetizzarsi meglio fra i visitatori della struttura, e una volta all'interno si sono fatti aprire la cassaforte e consegnare l'incasso. Sapevano come muoversi e dove andare. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e stanno vagliando anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona per scoprire qualcosa in più. Non è escluso il coinvolgimento di una terza persona che avrebbe fatto da palo. Sul posto sono giunti i carabinieri di Mendicino e della compagnia di Cosenza che stanno cercando di identificare gli autori della rapina, che potrebbero avere le ore contate. Adesso l'arresto in Germania di un latitante romeno di 31 anni ricercato dal giugno scorso nell'ambito dell'operazione Hermes condotta dalla squadra mobile di Crotone con la collaborazione dello SCO e sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro contro i presunti appartenenti ad una cosca della provincia. L'uomo è stato rintracciato proprio in Germania ed arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo. La cattura, sottolinea la polizia in una nota, deriva da un'attenta attività investigativa svolta dalla squadra mobile in collaborazione con la polizia tedesca, in raccordo anche con l'Interpol. Infatti all'indomani della latitanza dell'uomo sono stati avviati specifici servizi anche all'estero che hanno consentito la localizzazione del latitante nella cittadina tedesca. Adesso ci spostiamo a Vibo Valentia, dove i finanzieri hanno dato esecuzione ad altre 2 misure cautelari al termine dell'operazione denominata Cannabis Farm condotta nel giugno scorso. Con un blitz all'alba i finanzieri della compagnia di Vibo Valentia hanno dato esecuzione a 2 ordinanze di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di un brasiliano di 35 anni e di un uomo di 41. I provvedimenti rappresentano la conclusione dell'operazione Cannabis Farm condotta nel giugno scorso e che portò alla individuazione del sequestro di una maxi piantagione di canapa indiana situata in località Marinella di Pizzo, composta da ben 89.624 piante che avrebbero fruttato sul mercato illegale circa 20 milioni di euro. Già in quell'occasione furono arrestate 7 persone sorprese a coltivare le piante. Le indagini però non si conclusero con quel maxi sequestro. Da quel momento infatti i finanzieri della compagnia di Vibo Valentia hanno approfondito ogni aspetto della vicenda ed i nuovi sviluppi hanno fatto emergere elementi a carico dei 2 nuovi arrestati che avrebbero avuto, secondo le ricostruzioni fatte ed in base a quanto disposto dall'accusa, un ruolo ben definito nella produzione e nel traffico della droga. Per il primo degli arrestati il GIP ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per il secondo invece gli arresti domiciliari. Adesso ci spostiamo a Taurianova, dove l'auto di una consigliera comunale, ve ne abbiamo dato proprio notizia ieri sera, è stata data alle fiamme da ignoti nella notte scorsa. L'interessata agli inquirenti ha detto di non riuscire a spiegarsi il perché.
Torna il clima di paura e di intimidazione a Taurianova. Nella notte tra lunedì e martedì è stata bruciata da ignoti la Fiat Grande Punto del consigliere comunale di minoranza Marianna Versace. L'auto parcheggiata sotto l'abitazione del consigliere è stata data alle fiamme utilizzando della benzina gettata all'interno dal finestrino posteriore lasciato semiaperto. La paura è stata tanta, ha commentato nell'immediato la Versace, psicologicamente mi hanno devastata. Il consigliere Versace, eletta nelle liste del sindaco Fabio Scionti, è stata la prima ad abbandonarlo passando nei banchi dell'opposizione. A Taurianova, come si diceva, non è il primo episodio ascrivibile alle intimidazioni di tipo mafioso, anche se gli inquirenti in questo caso non si sbilanciano ancora. Ricordiamo il clamoroso attentato alla macchina del sindaco Fabio Scionti avvenuto nel settembre del 2017. Un ordigno aveva polverizzato gran parte dell'autovettura del sindaco, sconvolgendo la vita di tanti cittadini onesti del popoloso centro della Piana. Da allora l'amministratore vive sotto scorta perché minacciato non solo da quel pauroso attentato, ma nel corso della sua consigliatura è stato bersaglio di tante lettere anonime e quant'altro, come l'avvelenamento del suo cane. Ma non è stato il solo a cadere nella grigia rete delle minacce trasformate poi in pericolose azioni intimidatorie. Prima di Scionti, ad essere minacciato direttamente con un attentato incendiario era stato l'ex capogruppo del PD in consiglio Pino Falleti. La sua BMW Serie 1 completamente distrutta davanti casa. Da quegli episodi criminali alcune cose sono cambiate, ma nessuno ancora è finito in manette dopo quegli atti gravi. Qualcosa di positivo è arrivato dall'azione delle forze dell'ordine e della magistratura. Come una tempesta sulla cittadina si è abbattuta l'operazione Terra Mara Closed, con 48 arresti e più di 60 denunce lo scorso dicembre, ha scoperchiato un intreccio perverso tra il malaffare, la politica e l''ndrangheta. Una zona grigia emersa dalle indagini della DDA Regina, che ha portato dietro le sbarre, ora scarcerato e con un processo in corso, l'ex sindaco di Taurianova Domenico Romeo e l'assessore Francesco Sposato. Gli inquirenti in questo momento non si sbilanciano sull'ultimo attentato, in particolare sulla matrice dolosa dell'atto. La Versace non ricopre ruoli amministrativi, è un consigliere d'opposizione oramai da 2 anni. Ma una cosa è certa, che l'incubo attentati a Taurianova è tornato, anzi forse non è mai finito. Una notizia di cronaca arriva da Catanzaro, dove un 77enne è stato posto agli arresti domiciliari dagli agenti del commissariato di Catanzaro Lido della Polizia di Stato in esecuzione proprio di un'ordinanza emessa dal GIP. L'anziano è accusato di atti persecutori e danneggiamento nei confronti di una coppia di coniugi suoi vicini. All'origine della vicenda, appunto, motivi di vicinato. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Disagi per i passeggeri del treno regionale partito ieri sera da Reggio Calabria. Il convoglio è stato costretto a fermarsi all'interno della Galleria Santo Marco lungo la linea Paola-Cosenza dopo aver investito un estintore lasciato sui binari. Il convoglio, a causa dell'urto, ha subito il danneggiamento della condotta dell'alimentazione. I macchinisti sono riusciti a riparare il danno e il treno è ripartito dopo una sosta forzata di circa 50 minuti. La linea tra Paola e Cosenza, che è a binario unico, è stata interrotta per consentire il completamento della ricognizione dei binari allo scopo di accertare la presenza di altri estintori. Operazione Quinta Bolgia per l'ex direttore amministrativo dell'ASP di Catanzaro Giuseppe Pugliese, aggravamento della misura cautelare emessa dal GIP. Pugliese, ai domiciliari dal 12 novembre scorso, è stato così portato in carcere. Nel provvedimento che disponeva i domiciliari, il GIP aveva vietato a Pugliese ogni contatto con l'esterno, compresi i suoi legali, per la durata di 5 giorni fino allo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia. Dalle intercettazioni però è emerso che Pugliese, già da 2 giorni dopo l'arresto, avrebbe avuto contatti con il suo difensore e con il fratello, che è anche avvocato, per definire la strategia difensiva. Giudizio immediato per Francesco Olivieri, l'uomo che nel maggio scorso ha ucciso 2 persone e ferite altre 3 tra Nicotere e Limbadi. Il GIP di Vibo ha accolto la richiesta del pubblico ministero, fissando la prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Catanzaro per il 19 febbraio prossimo. Blitz interforza nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria. Il bilancio delle attività di controllo è di 4 persone arrestate e 19 denunciate. 2 arresti sono stati effettuati per porto e detenzione di armi da fuoco, altri 2 invece per furto aggravato di energia elettrica e occupazione abusiva di immobili.
E il sindaco di Rogudi, Pierpaolo Zavettieri, di 44 anni, consigliere della città metropolitana di Reggio Calabria, è rimasto ferito la notte scorsa in un incidente stradale provocato da 2 banditi in fuga inseguiti dai carabinieri. Soccorso dal 118 dell'ospedale di Melito Portosalvo, al sindaco sono stati applicati 20 punti di sutura alla testa e stamani è stato dimesso. Arrestati invece i 2 rapinatori. Cambiamo argomento, ci spostiamo nel Crotonese, in ginocchio dopo i danni della tromba d'aria della bomba d'acqua che ieri ha investito Cutro, Rocca Bernardo e alcuni quartieri proprio della città di Pitagora. Particolarmente colpite le aziende agricole. Si procede con la conta dei danni. Rosalba Baldino. Sul web si continuano a postare anche oggi filmati delle ore terribili in cui nel Crotonese la pioggia e il vento hanno fatto sentire tutta la violenza di cui la natura è capace. Una tromba d'aria che ha spazzato via i tetti, poi la bomba d'acqua che ha trasformato a Cutro le strade in fiumi. Si procede ora con la mappatura dei danni. Tanti, il bilancio non è ancora completo. Di certo divelte le coperture in molti edifici privati, oltre a quello della scuola primaria di Piazza di Bona e della filiale delle Poste. Alberi a terra e calcinacci dappertutto. Oggi scuole chiuse e un paese che mostra ferite evidenti, danni da quantificare anche nell'area industriale. Qui le aziende agricole costituiscono la principale fonte di economia. In particolare i capannoni di un caseificio sono stati abbattuti dalla furia del vento. Danneggiato anche il quartiere Papanice di Crotone, scuola media inagibile e aziende in ginocchio. In queste ore si è al lavoro per ripristinare l'ordinario, negli occhi ancora la paura. Per fortuna non si sono registrate vittime. L'ora in cui tutto è accaduto, alle 7 del mattino, ha di fatto limitato le conseguenze. Resta un territorio provato, con la provincia di Crotone che chiede aiuto al governo e la consapevolezza che da queste parti guardare il cielo nuvoloso d'ora in poi non sarà mai più come prima, ma sarà accompagnato da preoccupazione. Dal prossimo anno si potranno effettuare, anche a Cosenza, si potrà effettuare la fecondazione in vitro, lo annuncia l'azienda ospedaliera della città dei Bruzzi, che rende noti i dati relativi proprio all'unità operativa di fisiopatologia della riproduzione. Tra i corridoi dell'Annunziata di Cosenza sono sempre di più le coppie che arrivano in cerca di aiuto per la risoluzione di un problema che vivono come privato e nella maggior parte dei casi come un fallimento. I figli non arrivano e si comincia un calvario fatto di esami e speranze. Se ne parla poco, ma i numeri resi noti dall'unità operativa di fisiopatologia della riproduzione dell'ospedale sottolinea quanto il fenomeno sia rilevante. In 10 anni, fanno sapere dall'azienda ospedaliera, sono stati 5.000 gli uomini con problemi andrologici e 1.000 le coppie con problemi di infertilità, molte delle quali, si precisa, hanno praticato la fecondazione assistita di primo livello, con risultati che rientrano nella media nazionale dei successi. I numeri si riferiscono all'intera regione, perché al centro della città dei Bruzzi, diretto dal dottor Giancarlo Morrone, arrivano donne e uomini da tutta la Calabria. Tante storie che si incrociano, famiglie messe a dura prova dal desiderio di maternità e paternità, e casi diversi, situazioni limite, quali quelle relative alla preservazione della fertilità nei pazienti oncologici che si rivolgono alla banca del seme dell'Annunziata. In questi anni, fa sapere Morrone, abbiamo crioconservato il seme di circa 300 giovani affetti da varie forme di neoplasia prima di trattamenti di chemio e radioterapia, offrendo loro la possibilità di preservare la fertilità. Le richieste crescono, tanto che la direzione generale ha deciso di implementare il centro e annunciare che già dal prossimo anno sarà possibile effettuare anche a Cosenza la fecondazione in vitro, avendo previsto una sala operatoria dedicata con annessa sala biologica nel nuovo gruppo operatorio ed avendo già il nosocomio, fa sapere il direttore generale Achille Gentile, le attrezzature necessarie. Una misura, aggiunge, già finanziata, che consentirà di abbattere la migrazione sanitaria. La procreazione medicalmente assistita di secondo livello darebbe risposta a tante coppie che in silenzio salgono sui treni, sugli aerei, per i purtroppo frequenti viaggi della speranza.
Adesso a Rende, dove la dea bendata ha baciato proprio la cittadina del Campagnano alle porte di Cosenza, vinti 250.000 euro con una giocata da 3 euro, una delle vincite più alte del 2018 in Italia al 10 e l'8. 250.000 euro cambiano la vita al fortunato giocatore che a Rende, in provincia di Cosenza, con una giocata da 3 euro si porta a casa un bottino importante con il 10 e l'8. Risulta infatti tra le vincite più cospicue del 2018 nell'intero territorio nazionale, al terzo gradino del podio dopo quelle effettuate lo scorso 23 ottobre in provincia di Torino da 1 milione di euro e ad aprile da 500.000 euro ad Ascoli Piceno. Il fortunato giocatore ha dunque nel concorso numero 139 del 20 novembre indovinato 9 numeri giocati confrontandoli con i 20 estratti e grazie al numero oro ha portato a casa la vincita che porta la nostra regione alla ribalta delle cronache nazionali per una notizia per fortuna più che positiva. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Nelle prossime ore l'area di bassa pressione che ha causato una fase di maltempo su quasi tutta l'Italia e la comparsa della prima neve a quote relativamente basse su alcune aree del nord Italia evolverà velocemente verso i Balcani. Tuttavia sui versanti tirrenici della nostra regione esisterà una debole stabilità causata da un flusso di correnti umidi nord-occidentali. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Giovedì sui versanti tirrenici nubi sparse con possibili piogge, altrove cielo per lo più da poco a parzialmente nuvolosi. Temperature in leggero aumento. E adesso analizziamo lo stato di mare e venti. Giovedì molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati a tratti forti dai quadranti occidentali. Poco mosso il Mar Ionio con venti di direzione variabile. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.